I Re Magi a Venezia. Siamo all'interno della Torre dell'Orologio di Piazza San Marco e volevo farvi vedere una cosa straordinaria. Straordinaria perché riusciamo a vedere le statue dei Re Magi e dell'Angelo molto da vicino. Sono le statue che per 2 volte l'anno, nel giorno dell'Ascensa, dell'Ascensione, che è un momento importantissimo per Venezia perché celebra il matrimonio con il mare, e per l'Epifania, escono all'esterno della torre e omaggiano la Vergine che sta assisa in trono con il bambino. Queste che vediamo sono delle copie settecentesche. Gli originali furono sostituiti, erano molto deteriorati e in origine, pensate, i magi uscivano ogni ora, ma la delicatezza del meccanismo messo a punto da Giampaolo e Giancarlo Ranieri da Reggio suggerì, ecco, una frequenza minore del periplo dei magi. I magi, voglio farvi notare, sono snodabili, riescono a piegarsi ed è ciò che fanno quando escono all'esterno, perché omaggiano la Vergine inchinandosi al suo cospetto e sono mossi da questa cremagliera e da un sistema di ingranaggi su cui vengono fissati ed escono dai 2 quadranti dell'orologio, queste 2 grandi tambure ottocentesche che vengono logicamente spostate per permettere loro il passaggio. È un meccanismo che funziona da secoli, straordinario, così come è straordinario pensare che davanti alla fissità dei loro sguardi, dei loro occhi di legno, siano transitati dogi, dogaresse, capitani da mar, popolani e popolane, e che queste statue siano state in qualche modo testimoni silenziose della storia della Serenissima. Ti è piaciuto questo video? Metti il mi piace su Venezia in un minuto e invita i tuoi amici a farlo.